giusto. Prima, Ok. perché se no non andiamo fuori. Del salottino serve che facciano un sì. Così perché magari arrivano le pallonate. Posto in questo campionato con lo Jesolo, hai fatto tante di queste finali. Secondo te quale potrebbe essere, diciamo, l'elemento determinante da un punto di vista tecnico per questa finale Under 18? Beh, sicuramente quando si arriva a questa categoria che è abbastanza all'apice dei giovanili, gli elementi sono tanti. Chiaramente è molto importante il fattore fisico, già abbastanza strutturate e con grandi qualità fisiche, ma conta anche poi l'esperienza che stanno facendo. Tutte e due le squadre stanno facendo campionati di B2, si stanno comportando molto bene e quindi i fattori sono tanti. Chiaramente ci avviciniamo alla pallavolo di alto livello, quindi il peso in attacco e le capacità di attacco sono abbastanza importanti in questo momento. Grazie Cristiano. Matteo, prima di passare al maschile hai affrontato varie volte queste finali anche con società diverse. Da un punto di vista dello staff tecnico, come si prepara una partita del genere? Su cosa si punta maggiormente? Sono grato che colgo e molto piacere. Come si prepara? Sicuramente le due squadre a questa finale e dopo un anno di lavoro non si improvvisa nulla, come diceva Cristiano, è l'apice della pallavolo giovanile, insomma, quindi si va verso l'alto livello. Le due squadre è tutto l'anno che preparano questa partita e ovviamente crescono, insomma, lavorano sulla crescita delle atlete, ma trovano appunto l'apice della preparazione con questa partita e si prepara. Allora, a qualità tecnica ovviamente ognuno gioca le sue armi. Sono molto d'accordo con Cristiano che l'attacco sarà un fondamentale che la farà di padrona, insieme ovviamente alla qualità della ricezione. Mi immagino due squadre che spingeranno molto dalla battuta per riuscire a allontanare insomma, l'alzata avversaria. E poi sarà una gara anche di nervi, immagino. Insomma, hanno giocato spesso contro tra di loro e non c'è una favorita, forse, nel senso si sono scambiati i risultati, a volte ha vinto Synergy, a volte ha vinto Fusion. Sarà anche una gara chi sarà più leggero e chi riuscirà più a
a trovare serenità insomma, nel gioco. Tutte e due le squadre sono già qualificate per la fase regionale, quindi diciamo che questa partita conta proprio per il titolo provinciale, non per l'accesso. Parlavate dell'attacco, senza dubbio in questi anni abbiamo visto anche una grande avvicinamento alla pallavolo di alto livello come qualità del palleggio, velocità del palleggio, si gioca sempre di più una palla veloce. Credete che anche in questa categoria la battuta sia così determinante, oppure può essere una battuta, visto che comunque il fisico è sono un po' più normali, diciamo, una battuta meno importante nella fase del punteggio? Beh, rispondo prima io. La battuta sicuramente a questo livello è fondamentale perché permette di far giocare con la palla vicino distante da rete. E sicuramente la resa da padrona sarà una questione di serenità, come dicevo prima, che altro, quindi mi aspetto una gara sicuramente tirata in battuta. Questa è la mia opinione, ecco. Cristiano, quanto conta per queste ragazze, oltre a fare l'Under 18, fare anche un campionato così complicato come la B2? Beh, ormai diciamo da parecchi anni tutte le società che puntano a un risultato nel giovanile sono allineate nel voler fare un campionato di livello, perché comunque ti propone delle situazioni molto più difficili, una palla più veloce, ti propone anche il poter giocare con giocatrici esperte, quindi dover affrontare situazioni particolari, quindi è fondamentale. Certe volte bisogna riuscire a capire qual è l'esatto campionato che mi crea la difficoltà e mi fa migliorare allo stesso tempo, però sicuramente tutte le squadre che puntano a una finale nazionale o comunque all'alto livello hanno un campionato parallelo che va dalla B1 di Novara a Volerò alla loro B2 o anche qualche volta alla Serie C. Matteo per esempio l'anno che ha fatto le finali nazionali ha fatto un ottimo campionato di Serie C vincendola, ma comunque ha fatto anche un ottimo ottavo posto alle finali nazionali. Sì, anche perché soprattutto nel femminile l'alto livello della Serie C e diciamo la media classifica della B2 sono abbastanza simili, Assolutamente. simili come livello. Vi chiedo per chiudere una cosa sempre complicata, un pronostico secco. Cristiano, secondo te chi vince? In questo momento, dalle poche informazioni che ho, perché io quest'anno non ho seguito tantissimo, secondo me il Fusion è favorito, un po' per l'organico che è un po' più costruito e mirato a questo risultato, mentre Synergy quest'anno ha come obiettivo primario un po' più l'Under 16 e un po' perché da quello che so c'è qualche problematica nell'organico del Synergy. Sì, ci sono un paio di assenze importanti purtroppo in questo momento tra quarantene e casi Covid. Ogni partita, ma lo sapete meglio di me, è sempre diversa, quindi in effetti al Synergy mancano 2 giocatrici titolari rispetto al sestetto solito. Matte, un pronostico? Beh, mi allineo con quello che ha detto Cristiano, quindi Fugio sicuramente parte un po' avvantaggiata. Sono sicuro che Synergy non darà cara la pelle. È un gruppo comunque con delle ragazze di estrema qualità del gruppo Under 16, però ripeto, è una finale e le finali, per quanto ci sono i pronostici, vanno giocate, quindi in bocca al lupo a entrambe le squadre, spero che possiamo vedere un'ottima pallavolo. Vi ringrazio e tra poco, tra 10 minuti, cominciamo la telecronaca della finale. Grazie mille. Grazie a te Andrea. Grazie a te.
Mi senti Giulia? Sì, prova, Ok. prova, 1, 2, 3. Qual è il mio volume? Allora, il volume della cuffia tuo è questo qui. Lo vuoi più basso? Ok, sì, giusto un pochino, giusto per capire. Prova. Ok, e invece, cioè se abbasso te, abbasso anche me la mia No, voce? quello che esce tu è questo. Qual è? Questo qui. Ok, io ho bisogno Prova. me. Prova. Ok. Ok? Meglio, te ti sento bene. Ok? A posto così? Sì. È che però se ti abbasso te mi si abbassa anche me. E allora facciamo così, guarda, fai così. No, alza questo in cuffia. Ok, mettiamo così. E abbasso il mio. Prova adesso. A me come senti? Aspetta, prova. Ok, io mi sento bene. Ok, io ti sento bene, tu mi senti? Troppo? Sì, ti sento. Altissimo? Cioè te ti sento molto più alto rispetto a me. Ok, aspetta. Ma non ti voglio No, ma rompere. figurati. Ora Ok. non sento più niente? Non senti più niente? No. Neanche me. Ok, era il Era il cavo. contatto, sì. Ok. Aspetta. Facciamo così. Va bene. Ok, Vai. prova. Perfetto. Ok. Ottimo. L'unica cosa è che grazie. Albe, mi controlli un secondo il microfono perché graffia un po' il suo. Se mi controlli il microfono suo perché graffia mi ha detto. È il contatto qua però. Aspetta. Prova un attimo. Dimmi come mi senti? Ok, adesso sì. Funziona? Ok. Ok. No, adesso ti sento. È che delle volte secondo me fa contatto e graffia un po'. un pochino. Va bene, adesso siamo a posto. Adesso dovrebbe essere Funziona? buono. Sì. Perfetto. Così. Ottimo. Grazie. Mi fermo solo alla fine. Solo alla fine. Prova, ok. Siamo noi. Allora, sì, ho fatto under 16, prima c'era provinciale, no? Sì, Sì, ho fatto un nazionale, siamo arrivati terzi under 18 e ho fatto una finale regionale, poi anche under 16 siamo stati risultati fuori perché in settimana ne passava uno.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla finale del campionato Under 18 femminile alle Veneto Group. Siamo nella splendida cornice del palazzetto veronese di Chioggia e facciamo subito un ringraziamento alla società Volley Clode Sottomarina. Non mi senti? Alla società Volley Clode Sottomarina che ha organizzato con FIPA Venezia questa finale. Siamo molto felici e onorati di avere con noi per il secondo anno di fila Giulia Pisani, voce per Rai Sport nazionale femminile di pallavolo. Giulia, benvenuta. Grazie mille, grazie per nuovamente questo invito. Cominciamo col presentare le squadre. Abbiamo in finale il Synergy Volley Venezia, che arriva in finale dopo aver battuto il Volley Terraglio ai quarti e l'Union Volley Jesolo in semifinale. Sfiderà il Vega Fusion Volley 2016 che è arrivata in finale superando ai quarti Volley Marcon Mogliano e in semifinale il Volley Alto. Le due squadre si affrontano in finale dopo essersi già affrontate in girone con 2 vittorie per il Fusion per 3-2 e 3-0. Fusion che parte quindi favorito. In B2 invece erano nello stesso girone, il Synergy ha vinto la prima partita mentre il Fusion si è imposto al ritorno. Entrambe le squadre sono già qualificate per la fase regionale, cercando di conquistare il pass per le finali nazionali che si terranno proprio qui in Veneto, a Verona, dal 24 al 29 maggio. Giulia, cosa ti aspetti da questa finale? Beh, la Fusion è una squadra che ho già visto anche lo scorso anno, che se non ricordo male aveva battuto per 3-0 Jesolo in un match di Under 19 appunto per il discorso un po' Covid. Mi aspetto una partita, vediamo se combattuta o meno, perché appunto l'ultimo match tra le due formazioni aveva visto una netta vittoria della Fusion quindi assolutamente vedremo se magari ci sarà una reazione da parte proprio della Synergy, visto la netta vittoria poco fa proprio da parte della Fusion. Presentiamo adesso le formazioni per il Synergy Volley Venezia col numero 2 di Costa e Francesca Pia, col numero 3 Bellini Emma, col numero 4 Marcon Benedetta, col numero 5 Moroni Mia, col numero 6 Favoretto Elena, col numero 7 Perez Eleonora, col numero 8 Gambato Lavinia, col numero 10 Casarin Martina, col numero 11 Maretto Elisa, col numero 12 Mazzucato Beatrice, col numero 14 Mollica Michaela, col numero 15 Perez Maddalena, col numero 16 Voltan Gioia. Il primo allenatore è Minotto Michele, il secondo allenatore Zecchino Francesco, terzo allenatore Lorenzono Alessandro, dirigente Favoretto Daniele e Vannuzzo Davide, direttore sportivo Gabban Alessandro. Per il Vegan Fusion Team Volley 2016 abbiamo con il numero 1 Giorgia Coveccia, con il numero 3 Anna Riccato, con il numero 4 Matilde Pinarello, con il numero 6 Matilde Favaro, con il numero 7 Sara Zarattini, con il numero 8 Margherita Cavalà, con il numero 9 Giorgia Poltrani, con il numero 10 Aurora Fabbro, con il numero 11 Alessia Pugliero, con il numero 13 Zoe Poco, con il numero 14 Letizia Soldati, con il numero 15 Chiara Priscilla Salas Moreno, con il numero 16 Giulia Baldizzone, con il numero 18 Veronica Quella. Il primo allenatore è Carlo Chieco, il secondo allenatore è Nicola Martignato, il dirigente Nicola Bragato, il direttore tecnico Marco Anto. Gli ufficiali di gara sono il primo arbitro Mattia Pizzato e il secondo arbitro Luca Buscato, entrambi della sezione di Venezia. Giulia, anche tu nelle giovanili hai partecipato a queste finali, cosa ti ricordi? Quali sono le emozioni prima di una gara così importante? Ma io ricordo davvero con tantissimo piacere proprio tutta la parte giovanile, penso che sia tra le emozioni e le esperienze più belle della carriera, perché sono appunto quelle emozioni che ti porti un po' e che rimpiangi, a mio avviso io le ricordo un po' così. Ho avuto la fortuna di partecipare a finali regionali, a un terzo posto nazionale Under 18, quindi seppur un bronzo lo metto allo stesso
pari di magari qualche oro che vinto con la nazionale giovanile, perché appunto lasciano tante emozioni, tante belle sensazioni. Poi qui oggi vedo in seguito anche tanti genitori che vengono proprio a tifare, tanti parenti e amici, tutte le ragazze, e è bello rivedere un po' di pubblico magari rispetto a quello che era lo scorso anno, anche se già nella parte finale della stagione si era potuto sedere ed assistere proprio alle partite. Abbiamo detto che il Fusion è favorito, ha vinto gli ultimi scontri sia in D2 che contro i giovanili. Va detto anche, perché voi di cronaca, che il Synergy arriva senza difeso, senza due attaccanti titolari, quindi ci aspettiamo sia una partita combattuta. Dobbiamo vedere se il Synergy riuscirà ad andare oltre queste assenze e tirare fuori una prestazione per mettere in difficoltà un Fusion che è di sicuro costruito per provare a vincere la fase provinciale e a fare molto bene nella fase regionale. Sono andata a sbirciare un loro allenamento la scorsa settimana, devo dire che fare i miei complimenti a Chieco, perché insomma il lavoro in palestra è molto dettagliato, è davvero ottimo e quindi davvero bellissimo il lavoro che è stato fatto tra la divisione dei ruoli. Le ragazze stavano facendo una parte pesi, l'altra era in campo, quindi davvero mi ha colpito, ecco, di tutta questa grande organizzazione. Senza dubbio, un progetto relativamente giovane perché è del 2016, ma già molto ben strutturato. Esatto, sì, è questo, un po', già lo scorso anno questa cosa mi aveva molto colpita, di come in società così giovani, con poca storia, questo già a dei buonissimi livelli. Synergy invece è un progetto nato qualche anno prima, che loro sono degli abitué delle finali e hanno un allenatore espertissimo come Michele Linotto, già nello staff della nazionale, selezionatore regionale per tanti anni, quindi insomma anche lì un lavoro tecnico fatto con grandissima attenzione. Ormai il lavoro nel giovanile di questo livello è quasi come quello di Serie A, insomma, come lavoro di allenamento. Ma io penso che prima ci fosse molta più distinzione, ad esempio con il lavoro che faceva il Club Italia rispetto un po' a tutto quello che veniva fatto negli altri club. Mi ricordo che c'era appunto la Propatria, che un po' circa una decina di anni fa, da meno, che faceva un qualcosa di simile. Invece ad oggi sono tante le società che si strutturano bene e danno dalle ragazze da partire proprio dal giovanile. Presentiamo i sestetti per il Synergy con il numero 2 al palleggio di Coste, in banda Bellini col numero 3 e Casarin col numero 10, opposto il numero 8 Gambato. Due centrali sono Perez Maddalena e Perez Eleonora, il libero è con il numero 4 Marconi. Per il Fusion col numero 4 in palleggio Pinarello, bande numero 1 Coveccia, numero 16 Baldizione, centrali numero 11 Pugliero, numero 3 Riccato e opposto col numero 13 in poco. Liberi Favaro e Coltran, allenatore come detto Carlo Chieco. Ricordiamo i due ufficiali di gara: Mattia Pizzato il primo arbitro, Luca Buscato è il secondo. Il Fusion parte in battuta a battere con il numero 4 Pinarello. Tutto pronto, comincia la finale primo e secondo posto del campionato Under 18 femminile all'Ei Veneto Group. Parte Pinarello in salto flot, buona la ricezione di Marcon, apertura in banda, attacco fuori per il primo punto per il Vega. Un pochino di emozione subito in questo primo pallone per Casarin, non prende bene questa palla, non fascia bene questo pallone che termina out. Ancora Pinarelli in battuta, salto flot, questa volta ricezione buona di Casarin, alzato in opposto, muro da parte del Fusion, rigiocata, ancora Casarin, bella difesa di Favaro, Coveccia ad attaccare, buona difesa di Marcon, seconda linea, subito un'azione lunga e molto combattuta sull'attacco di un poco che viene difeso dal palleggio avversario. Ancora un attacco all'opposto e ancora Coveccia, e questa volta passa e fa Può andare proprio in giro, di prepotenza in questo caso. Vediamo da parte di Synergy
un po' di tensione, gli attacchi non a tutto braccio, non molto convinto. È tutto qualcosa anche di piazzato da parte di Abbato dell'opposta numero 8. Ma la Fusion invece subito in palla, come si suol dire. Ancora Casarini, questa volta una gestione un po' attaccata, non riescono a costruire un attacco. P-ball, attacco di Pugliese, difeso. E salvataggio di Marconi, finisce fuori. Terzo punto per il Fusion che giustamente fatto notare sembra partito un po' più in palla, un po' più deciso. Sì, qua c'è stato un appoggio non corretto, con un po' leggermente staccato da rete, con Pinarello che ha comunque forzato il primo tempo al centro con Pugliero, poi è risultato comunque vincente. C'è anche qualcosa di demerito da parte della difesa della Synergy. Quarta battuta per Pinarello, sempre salto flot, stavolta ricezione di Marcon sui 3 metri, ancora attacco di Casarin, Murato, buona la copertura, palla rigiocata, alzata per Covecia un po' corta, buona la copertura a muro, palla mettono in poco, palla salvata, sempre azioni molto lunghe, ancora un poco questa volta, passa sopra, niente da dire. Sopra o proprio nel varco del muro, penso che ci sarà quasi subito tra così come un time out, forse da parte dell'allenatore della Synergy, un inizio molto molto difficoltoso per le sue ragazze, con un cartello appunto di 4-0 per la Fusion. Mi sembra di vedere che l'obiettivo principale in battuta per il Fusion sia impegnare subito Casarin, che è l'attaccante principale poi di palla alta del Synergy. Stavolta ancora Marcon, sezione staccata e di nuovo palla applicata di là, ancora free ball, di nuovo col centrale, buona questa volta la difesa di Marcon. E una cosa che non si vede molto spesso, un punto in vario. No, qua demerito da parte del libero, si aspettava un'alzata, una free ball più corta, e infatti è andata proprio dentro per andare a prendere fare questo appoggio, poi invece c'è stato un bugger più lungo. E si sblocca così anche la situazione per Synergy. Primo punto per Synergy, siamo quindi 4-1, in battuta col numero 7 Perez Eleonora, battuta verso il libero Favaro, ottima la ricezione, apertura per Coveccia e palla che non passa. Bella apertura comunque questa qua da parte di Pinarello per subire questa attaccare quella che è la da zona 2, trova il nastro, quindi il secondo punto va ancora una volta alla Synergy. Ancora Perez in battuta, Coveccia riceve staccato, apertura per un poco, ottimo attacco. Qua il muro che va proprio sulla parallela, con Perez che si deve fermare sulla diagonale. Ottimo questo attacco da parte della schiacciatrice dell'imposta. Poco. Va detto che c'è una stretta differenza di altezza, questo si vede anche nella fase di muro. Gestione molto attaccata, salva il palleggio, non riesce a attaccare, terzo punto per il Fusion. Essere un pochino in controtempo il Cotte, la sua centrale, in questo caso trattiene leggermente un po' il pallone che gli esce troppo lento, un pochino alto. Ancora con in battuta, sempre salto flot, gestione di Bellini, questa volta molto buona, apertura, pallonetto salvato, poi Perez attacca di prima intenzione senza chiudere. Di nuovo in banda per Casalina, e l'attacco per l'attacco fuori. Casalina un po' difficoltoso per lei, c'è subito il primo time out per Poco quello che ci aspettavamo, un Fusion che parte forte, un Synergy che ha difficoltà assoluta in fase cambio palla. Sì, assolutamente, perché qualcosa è stato tirato su soprattutto nei primi scambi sulla fase break, sulla fase del contrattacco, invece ci sono assolutamente un po' più di problematiche nella fase del cambio palla. Casarina non riesce a trovare il campo anche perché è marcata molto bene, presa proprio anche di mira al servizio, come avevi sottolineato tu, proprio in avvio anche di match.
Diciamo che il fatto di non avere in questo momento un attacco al centro credibile, come dicevi, va a essere Casarin molto marcata per cercare di uscire dal muro, forza molto e arrivano un po' di errori. Sì, soprattutto appunto soprattutto a questo livello, ovviamente c'è meno feeling quando il pallone si stacca da rete con le centrali, quindi si tende subito a giocare o in zona 4 o in zona 2 e a facilitare perciò il muro avversario sul posizionamento. In battuta abbiamo ancora Coveccia, in questo momento c'è un piccolo problema col referto elettronico. Di sicuro Synergy, se vuole riuscire a mettere in difficoltà il Fusion, deve alzare il livello della ricezione, magari anche rischiando qualche palla più attaccata, ma hanno bisogno di poter giocare una palla in apertura per smarcare. Sono state comunque buone le battute, quelle 2 battute fatte da parte di Synergy, solo che c'è stata un'ottima risposta anche dalla ricezione proprio di Fusion. Ancora Coveccia con Mensi su Bellini. In questo caso non va in spinta, Bellini subisce questo pallone, quindi c'è anche il primo ace per Fusion, proprio targato da parte della sua schiacciatrice Coveccia. Coveccia che ricordiamo ha fatto la finale under 18 anche l'anno scorso, ci ricordiamo autrice di un'ottima prestazione, qui anche un po' di fortuna, salvataggio da parte di Perez e Bellini che manda di là una trap ball, appoggia un po' staccato, alzata per un poco, ancora una volta dura un po' sconforto da parte del centrale, palla in campo del Synergy. Sì, Perez ha le mani troppo staccate dal net, in questo caso si apre soprattutto con il braccio interno, il braccio destro, e permette così questo passaggio del pallone dopo il tocco del muro. 9-2 per Fusion, ancora Coveccia in battuta, sempre salto flot, sempre verso il posto 6 Bellini, secondo ace, decimo punto per il Fusion. Adesso si è spostato l'indirizzo della battuta, prima molto di più verso proprio l'altro schiacciatore Casarin, adesso invece presa di mira Bellini, sono stati ricavati 2 ace su di lei da parte proprio di Coveccia. Ancora Coveccia, ancora verso Bellini, stavolta buona la ricezione, Casarin in attacco, palla alta ma difesa, e di giocata per baldizione che viene tirata questa volta, ottimo numero di Perez. Sì, davvero bravissima dal piano di rimbalzo, mani molto invadenti. Siamo quindi anche al muro per quanto riguarda il Gambato, la battuta per il Synergy, per posto. Vediamo chi sarà l'obiettivo, che dice Mancina, batte sul libero, Favaro con poco che va a salvare questo pallone, apertura ancora per baldizione, attacco alto, toccato, punto per Fusion. da parte del muro, era molto avanzata la difesa, soprattutto della zona 6 ma anche della zona 5. Sì, un po' troppo forse, visto comunque il muro che l'ha piazzato in maniera corretta. Sì, esatto, soprattutto un pallone che non è proprio schizzato via, ma ha avuto anche abbastanza una parabola per un possibile contrattacco proprio di Synergy. Il capitano Pugliari in battuta da zona 5, una palla lunga che finisce out, primo errore per il Fusion. Anzi no, l'arbitro chiama dentro, una palla che costantemente sembrava fuori, quindi ace e 12° punto. Sì, esatto, anch'io avevo decretato questo pallone out. Sul punteggio di 12-3 per Fusion, davvero un inizio impeccabile per le ragazze di Chieco. Ancora Pugliero, questa volta su Marcon, dopo di seconda intenzione del palleggio che però non cade, contrattacca ancora di specchio. Sono un po' di più unite le ragazze del Synergy in questo momento anche in difesa. Diciamo non c'è tanta correlazione muro-difesa, soprattutto molto importante il distacco che c'è proprio tra queste due formazioni. Forse una Synergy, io oggi è la prima volta un po' che le vedo giocare, però forse deve entrare ancora un po' in partita con il proprio ritmo. Ancora Pugliero su Bellini, ottima ricezione, apertura per Casarin, murata di giocata per Perez, buon attacco, vediamo se c'è il tocco, c'è il tocco, secondo l'arbitro, e quindi il quarto punto per il Synergy che porta finalmente il cambio palla
Casarin dopo un lungo giro in prima linea va quindi in battuta. Buono questa base 7 con la centrale, c'è il tocco del muro avversario e ora Casarin ai 9 metri. Ancora Casarin, ricezione di Covece, attacco di Baldizzone, ancora Murato, copertura, ancora Baldizzone, un attacco lungo, non toccato effettivamente, e il punto di nuovo per il Synergy, numero 5. Sì, un attacco dove non riesce a trovare le mani del muro avversario. Chieco aveva capito invece che ci fosse stato il punto proprio a favore della sua squadra, invece il punto che viene dato a Synergy. Ancora Casarini in battuta, sempre salto flot, verso 5. Palla dubbia che viene data fuori, da questa angolazione poteva sembrare dentro. Stiamo proprio azzeccando, anche io questa l'avevo vista dentro, stiamo proprio azzeccando le sorti della battuta. Ci fidiamo degli arbitri che sono in una posizione migliore della nostra. L'opposto un poco in battuta su Marcon con qualche difficoltà, palla salvata, verrà buttata in maniera abbastanza semplice. Poggia, attacco di Riccato che è un centrale che in attacco è di sicuro determinante. Una bella elevazione, un braccio molto veloce. Durante gli allenamenti, appunto durante quell'allenamento, Chieco qualche volta l'ha sgridata perché le piace molto chiudere il colpo, fare il cosiddetto buco nel pavimento, quindi ovviamente per far questo fa scendere leggermente poi il colpo, passando un pochino più bassa sulla rete. Ancora un poco in battuta, palla che tocca il nastro, ricezione sui 3 metri, palla forzata in centro, ancora Riccato che chiude il colpo come avevi giustamente detto, ma invasione da parte di Perez. L'assistenza da parte dell'S1, da parte proprio di Bellini su quello che è stato il primo tempo, così anche come c'è stato nell'azione precedente. Questa volta c'era stato un buon tocco del muro, ma invasione, quindi punto consegnato alla Fusion e nuovamente time out per Synergy. Secondo time out sul punteggio di 16-5, al momento non c'è molta storia in campo, bisogna dire che l'assenza di Novello, l'attaccante principale del Synergy, si sente anche in fase di ricezione. Vediamo adesso se Michele Minotto riuscirà a trovare una chiave per far tornare le sue a livelli abituali. Sì, c'è stato questo secondo time out, stiamo vedendo, sta dando delle indicazioni sia alla palleggiatrice sia appunto un po' a tutte le sue giocatrici del sestetto. Palleggio del Synergy che secondo me sta giocando anche bene, cerca di forzare quando può la palla al centro, ma con una ricezione così difficoltosa non è facile sviluppare un buon gioco. No, assolutamente, deve essere brava anche la centrale a non andare troppo sotto al pallone. Battuta ancora in poco, ricezione di Marcon e attacco out la seconda linea. Qua ha messo due componenti Casarin nella stessa direzione, ovvero sia le spalle sia proprio il gesto proprio dell'attacco, quindi in questo caso ovviamente la palla poi è uscita di conseguenza. Ancora un poco in battuta, ricezione ancora staccata, Bellini va a piazzare una palla abbastanza facile, rigiocata del Pinarello, Baldizzone, palla toccata al muro e palleggio del Synergy che non riesce a rigiocare la palla. In questo caso Bellini doveva aiutare, ci voleva appunto un'alzata per la seconda linea sia da zona 6 oppure da zona 1, era molto distante il pallone sia dalla palleggiatrice che dalla centrale che erano appena ricadute da muro da zona 4. Ancora un poco in battuta, palla che esce ma che è stata toccata da Casarin e quindi punto numero 19 per il Fusion. Non ci sono stati cambi da parte di Minotto nonostante un set molto complicato. Sì, esatto, magari questa cosa è la cosa che spicca un pochino più all'occhio, forse vuole anche far sì che le proprie ragazze ingranino, infatti qua abbiamo visto un'ottima pass da parte della centrale Riccato, davvero ottimo il feeling con la sua alzatrice. E dicevo appunto magari vuole qualche minutaggio proprio per far sì che entrino in partita.
una delle differenze che spicca maggiormente è proprio quella dei centrali. Abbiamo visto due centrali molto forti in attacco da parte di Fusion, mentre abbiamo visto molto poco finora anche per la ricezione i centrali del Synergy. Casarin appoggia di là dopo un'altra ricezione difficoltosa, questa volta non bello l'appoggio e invasione ancora di Perez, punto numero 21 per il Fusion. È ancora senza storia, almeno questo set sembra proprio ormai concludersi a favore proprio di Fusion sul punteggio di 21-5, sono tantissimi punti di distacco tra le due formazioni. Ancora Zoen poco in battuta verso zona 1, buona la ricezione di Casarin, apertura per Bellini, buon attacco molto ben difeso, seconda linea di Coveccia e poi seconda linea di Casarin che chiude troppo il colpo, punto numero 22 per il Fusion. Una palla forse leggermente bassa per lei e non è riuscita poi a saperla gestire nella maniera corretta. Questa volta aveva scelto la zona 6-5, c'è tanta confusione, veramente tanti errori poi nella parte del Synergy. Ancora un poco in battuta, ancora verso zona 6, ricezione di Marcon sui 3 metri, ancora Bellini in attacco, rigiocata del Fusion ancora con una fast, invasione ma palla che era dentro di un metro buono. Assolutamente, tutto più velluto ma ormai per la Fusion stava davvero facendo molta fatica Synergy. Soprattutto Bellini potrebbe cambiare il suo colpo, andare più sulla parallela, magari ritardare, cercare le mani del palleggiatore, perché il libero sta facendo davvero buona guardia in zona 5. Ancora un poco, buona la ricezione ancora per Bellini, l'alzata sempre sul libero, questa volta palla che tocca il soffitto, cambio palla per il Synergy. Mi sembra in ogni caso che si stiano un po' sovraccaricando gli attaccanti laterali, non è stato molto usato né l'opposto né i centrali, quindi è anche più facile poi per la difesa intervenire. Sì, quello assolutamente. In questo caso magari c'è da fare qualcosina di più semplice, è stata cercata dalla seconda linea Casarin per avere anche giustamente delle soluzioni, visto la grande difficoltà. Ancora una palla toccata dal muro e poi non difesa, punto numero 24 e primo set point per il Vega Fusion Team Volley. Battuta salto spin di Baldizione, buona la ricezione di Marcon, poi palla che non viene rigiocata adeguatamente per Coveccia e attacco fuori. Anche in questo caso, quando parlavi di confusione, comunque la ricezione di Marcon non era così male, non sono riusciti a ricostruire un attacco decente, insomma. Sì, un errore brutto quello da parte della palleggiatrice di De Coste, che doveva assolutamente avvicinare di più il pallone a rete. In questo caso ha trovato un bugger diciamo un po' vagante al centro del campo e ora poi è lei stessa ad andare alla battuta. Gestione per Baldizione, ancora una fast, ottima veramente. Perfetto il feeling tra appunto questa palleggiatrice che fa davvero molto bene il lavoro di polsi, è sempre soprattutto neutrale, con le spalle sempre girate in 4 anche quando vuole alzare verso zona 2 e si vede il lavoro che viene fatto da parte di Chieco assolutamente. Un set che si è concluso senza grande storia, abbiamo visto un Synergy in grande difficoltà in fase cambio palla, ma dal mio punto di vista anche che ha forzato poco le battute, quindi senza mai mettere in difficoltà la squadra avversaria. O Michele Minotto si inventa qualcosa o in questo momento l'inerzia della partita è tutta per il Fusion. Assolutamente d'accordo con te. Ci rivediamo fra pochissimo per il secondo set.
Bentornati, tutto pronto per il secondo set. Non ci sono cambiamenti nei due sestetti e parte in battuta il Synergy con Bellini. Ci auguriamo di vedere un set più combattuto, speriamo che Michele Minotto nell'intervallo sia riuscito a trovare e a dare le sue un po' di tranquillità, perché sembrava ci fosse soprattutto molta confusione, Giulia. Sì, assolutamente, riparte con il solito 6+1, riparte ovviamente confermatissimo anche il 6+1 della Fusion dopo un ottimo set, che non si devono assolutamente appunto rilassare, perché in questi casi appunto può succedere questo. Subito primo punto per il Synergy con un attacco un po' troppo forzato da parte di Poco. Sì, in questo caso chiude molto il colpo, in extra rotazione trova il net, non trova le mani del muro avversario. Ancora Bellini in battuta, abbiamo visto che ha cercato zona 1 dove c'è la banda di prima linea che riceve in questa +1. Ancora salto flotta, ancora verso zona 1, gestione difficoltosa di Covecia con palleggio che tutta di là in seconda linea, attacco di Perez, secondo attacco di Perez, rigiocata di Covecia e il muro da parte di Casarini. Sì, una giusta protesta, perché appunto Pinarello era in seconda linea, in +1 è andata a saltare, a rimettere in gioco questo pallone, quindi giustissimo l'intervento da parte di Minotto. Sono d'accordo con te, in ogni caso il punto l'ha fatto il Synergy, quindi diciamo che non è stata fatta un'ingiustizia. 2-0 per il Synergy, ancora Bellini, sempre verso Covecia, però Favaro da una mano, rigiocata da posto 2, ancora Covecia, attacco che non passa. Guarda come parte subito forte, Synergy 3-0. Ancora Bellini in battuta. Ancora salto flot, questa volta verso zona 6, ricezione di Favaro, alzata ancora per Covecia che non chiude il colpo e fa un bellissimo punto in diagonale. Ottimo, ha accelerato molto la rincorsa, visto che il pallone le era rimasta leggermente corto a Pinarello. Bene, è andata poi a scaricare il colpo completamente sulla diagonale. Ottimo questo attacco da parte di Covecia, ora la battuta. Vediamo se adesso Di Coste per il Synergy riuscirà a distribuire un po' meglio il gioco, vediamo soprattutto il livello della ricezione. Ricezione difficoltosa di Casarin e punto in prima intenzione di Poco. Senza nessun timore, dritto per dritto, trova quello che è il secondo punto anche per la Fusion. Continuano un po' le difficoltà di Casarin in ricezione, vediamo se Covecia andrà a colpire ancora lì, sempre salto flot. Stavolta verso Marcon che riceve anche lei purtroppo in maniera difficoltosa, secondo ace da parte di Covecia, Fusion che trova subito la parità sul 3-3. Sì, dovevano aspettare il tocco da parte della rete, aspettare passe questo pallone, hanno avuto un pochino di fretta e quindi si ristabilisce immediatamente la parità anche tra queste due formazioni. Ancora Covecia. Ancora verso Casarin, questa volta buona la ricezione, alzata proprio per Casarin che prova il lungolinea e fa un money out per il 4-3 di Synergy. Brava Casarin, perché in differenza nel primo set aveva sempre attaccato abbastanza dritto per dritto sulla rincorsa, adesso invece sfrutta le mani del muro avversario sul lungolinea. Direi che sono state molto chiare le indicazioni di coach Minotto durante il fine set. Perez in battuta, ancora verso Covecia che riceve staccato, Pinarello in bagger, per balduzione, palla non toccata, out. Punto numero 5 per il Synergy. Adesso molto indirizzata la battuta su Covecia, ci vuole immediatamente parlare su coach Chieco. Penso voglia un po' richiamare l'attenzione, far sì che non scenda. Diciamo che è molto tipico nel giovanile vedere un set senza nessuna storia e poi improvvisamente cambia un po' l'inerzia della partita nel secondo. Sì. Molto una questione secondo me di concentrazione da parte delle atlete. Assolutamente, magari quella poca esperienza nel dire ok, siamo entrate in campo, abbiamo vinto il primo set in maniera ottimale, l'abbiamo lasciata, appunto non hanno superato nemmeno i 10 punti Synergy nel primo set, quindi un pochino troppo rilassate in questo caso Fusion che riparte dalla sua P6.
Ancora Perez in battuta, ancora verso Covecia, palla che è dentro, insomma, il buon mezzo metro, errore di valutazione da parte di Favaro. Sì, con ancora l'indirizzo della battuta in zona 1. Questo cambio di traiettoria di battuta sta mettendo molto in difficoltà la ricezione del Fusion. Ancora Perez, vediamo se insisterà su questa traiettoria. Sempre verso zona 1 e ace su Covecia. Punto numero 7 per il Fusion. Non una buona uscita dal time out da parte di Chieco, che adesso provvede a un cambio. Entra con il numero 7 Sara Zarattini per Giorgio Covecia, che ha avuto qualche difficoltà in ricezione. E già qui vediamo un'altra differenza. Chieco, che ha una panchina più lunga, ha subito effettuato un cambio in momento di difficoltà rispetto a Minotto, che invece ha lasciato assistito tutto il set precedente. Ricezione di Zarattini un po' staccata, di nuovo attacco di Baldizzone, ottimo muro e punto da parte di Perez. Ha fatto un miracolo Pinarello, aveva davvero messo un'ottima alzata con una ricezione abbastanza difficoltosa. C'è questa P6 con questa battuta da parte di Perez che davvero sta creando tantissime difficoltà a Fusion. Concordo, abbiamo visto che appena escono dal gioco i centrali anche i loro laterali fanno più difficoltà. Questa volta forza un po' troppo la battuta, però ottimo turno in battuta da parte di Perez. Cambio palla per il Fusion, adesso Pugliero dai 9 metri. Vediamo quale sarà l'obiettivo, c'è ancora Casarin, salto flot verso Bellini, buona ricezione, alzata per Casarin, un po' disunito il muro di Riccato, molto staccato da rete. Sì, esatto, va molto alta, poco invadente, soprattutto con il braccio interno, con il braccio sinistro. 9-4 per il Fusion, in battuta l'opposto gambato. Verso Favaro, la ricezione difficoltosa, non riescono a costruire una buona alzata, quindi palla facile che viene giocata col centrale, muro di Riccato, salvataggio di Pinarello. Di nuovo palla al centrale, di nuovo murato. Questa volta una buona rigiocata perché un po' poteva attaccare, difesa da Bellini, alzata di nuovo per Costantini che prova una palla più lunga ma finisce fuori. In questo caso appunto Casarin ha cercato il colpo, il muro, non ha trovato la parte finale della zona 5 del campo della Fusion. Una Fusion che sta avendo più difficoltà nel mettere a terra il primo pallone. Adesso va in seconda linea dell'opposto, un po' più in battuta verso zona 6 su Bellini, ottima ricezione, palla ancora Casarin, attacco verso il libero che difende, non riescono a rigiocare, quindi buona occasione per il Synergy per fare il cambio palla, ancora Casarin e palla che si insacca tra i due muratori. Sì, è troppo staccata da rete Riccato, piano di rimbalzo davvero è dalla sua parte, fa fatica quindi a mettere le mani di là. Passa ancora una volta l'attacco da parte del Casarin. Diciamo che vista la distribuzione di Costa, Riccato potrebbe muoversi un po' prima per la banda e arrivare proprio opposta. Gestione di difficoltà di Zarattini, un po' che salva, palla che viene appoggiata da Perez con un brutto appoggio. E non una grande azione di pallavolo, punto per il Synergy. Subito l'ingresso nuovamente in campo da parte di Covecia, proprio per Zarattini che l'aveva sostituita. 11-5 per il Synergy, sì, un cambio che non ha molto funzionato, è andata per la ricezione, ha sofferto anche lei. Vediamo adesso come reagirà Covecia, ancora Casarini in battuta, ancora verso Covecia, ricezione con fallo di doppia. Si è toccato il bagger e poi anche la faccia proprio della neo entrata di Covecia. Chieco usa subito il secondo time out, non vuole lasciare scappare via il Synergy e ha anche ragione, 12-5, si è completamente ribaltata la situazione rispetto al set precedente. Avevamo concluso dicendo che sembrava non ci fosse storia tra le due formazioni, visto come aveva giocato il primo set proprio Synergy, e adesso invece in un batter d'occhio siamo al secondo set con una situazione completamente ribaltata
e conduce per 12-5 Synergy. Sì, la cosa più evidente, la difficoltà in ricezione, e non abbiamo ancora visto un attacco del centrale da parte di Fusion in questa prima di partita di set, Sì. perché i palloni non permettono a Pinarello di coinvolgere i centrali. Esatto, assolutamente. Ancora Casarini in battuta, questa volta verso Baldizzone che riceve sui 5 metri, attacco alla seconda linea di Coveccia, piazzato, rigiocata in seconda linea di Casarin e subito palla col centrale e subito punto da parte del Fusion. Tanta grinta da parte di Pinarello che va ad innescare la sua centrale in fast. Riccato ancora una volta sulla diagonale, molto brava, così come l'aveva fatto vedere già nel primo set. Diagonale alla sua, diciamo, traiettoria preferita. Adesso in battuta Baldizzone che batte salto spino, una battuta che non si vede molto in campo femminile. Ottima battuta, palla che torna nel campo del Fusion, ancora fast, grandissimo punto da parte di Riccato. Sì, praticamente senza muro Bellini non si è trovata davanti, non è riuscita a mettersi davanti all'attaccante, al braccio di Riccato. Però sembra aver ritrovato qualche energia in più, qualche, diciamo, emozione positiva in più proprio anche Fusion. Ancora Baldizzoni, salto spin, ancora verso Marconi, buona la ricezione, alzata verso Bellini che prova il lungolinea, punto da parte di Bellini. Sì, che va sulla parallela che le era stata lasciata da parte di Pinarello. Guarda come sono cambiate, appunto, sembra che mi avesse quasi sentito nel primo set quando stava attaccando solo praticamente in zona 5 con le difese facili poi da parte del libero della Fusion. Adesso invece ha cambiato completamente il suo colpo. Attacco di palla alta da parte di Riccato che si è trovato a fare un attacco da opposto e punto cambio palla numero 8 per il Fusion. Sì, ottimo. Riccato davvero ha una capacità di polso incredibile, davvero ottima la sua sensibilità sul pallone, la sua manualità. Proprio Riccato in battuta, Fusion che si è avvicinato, adesso sotto di 5 punti. Ricezione molto difficile di Casarin, Bellina ancora ad attaccare e questa volta c'è il tocco da parte di Pugliero. Abbastanza netto anche, ci hanno Sì. provato fino all'ultimo. Abbastanza naturale vedere le giocatrici che non chiamano in questo caso il tocco a muro. Torna in prima linea l'opposto gambato per il Synergy, battuta di Di Coste. Battuta verso Baldizzone, ricezione difficoltosa e palla che finisce fuori di Pinarello. Sono aumentata di sicuro l'efficacia della battuta, mi sembrano molto più imprecise in ricezione le ragazze di Coach Chieco. Sì, diciamo che nel giovanile appunto si forza tantissimo alla battuta e appunto poi c'è ovviamente una difficoltà in più per quanto riguarda la ricezione. Però qua non mi trova d'accordo, ecco, l'arbitro in questo giudizio. Concordo con te, non ho capito la chiamata. L'accompagnata. L'accompagnata su questo primo tocco di difesa sinceramente non mi sembrava ci fosse. Ma neppure sul secondo, appunto, un tocco abbastanza netto. C'era stata anzi una buonissima copertura con una murata invece ben fatta da parte di Synergy. Ancora Di Costa in battuta, ancora Coveccia e ancora muro da parte di Perez. Stanno cercando di uscire da questa zona di difficoltà, chiudendo molti colpi e un classico errore. Anche dritto per dritto. Sì, sono tutti attacchi che finirebbero in zona 6, che insomma è quello che gli allenatori ti insegnano sempre a non fare su palla alta. Ancora Di Coste, ricezione di un poco e attacco molto buono da parte di Pugliero. Molto brava, non c'è l'assistenza perché in questo caso è saltato il laterale sul palleggiatore che si trovava in P2, quindi in prima linea. Rimane così nell'1 contro l'1, Pugliero, ottimo il suo anticipo verso la zona 5. In battuta Pinarello, quindi attacco a 3 adesso per il Fusion che deve recuperare ben 8 punti. Vediamo se riusciranno in questo momento a fare un break. Battuta su Costantini, buona la ricezione, attacco di Perez, demurata ma invasione di poco e punto numero 18
Molto favolosa anche a Muro, è la terza invasione che fanno in questo set. Sì. In battuta Bellini, torna quindi in prima linea Casalin. Su questa rotazione è stato il primo break per il Synergy. E questa volta invece Bellini fa un brutto lancio e sbaglia un'occasione per portare il set dalla sua parte. Intanto abbiamo visto proprio l'alternanza tra i due liberi, tra Favaro e l'altro anche libero proprio della Fusion, Foltran. Covecia, buona la gestione di Marcone, attacco del Perez che attacca e attacca fuori. Note che chiama un tocco, ma sembrava più un attacco sul nastro che un tocco del muro. Sì, non mi è sembrato ci fosse un gioco, poi non siamo nella posizione ottimale noi per poter vedere. Ancora Covecia in battuta, punto numero 11 per il Fusion. Palla che esce, cambio palla, Synergy. Torna Favaro come libero per il Fusion, Perez in battuta. Vediamo se sarà ancora Covecia la destinataria delle battute del Synergy. Beh, penso proprio di sì, anche pur essendo proprio in P6. Invece Favaro in assistenza, attacco di baldizzone e Muro non composto. Cambio palla per il Fusion. Brava baldizzone che va alta sulle mani, forte sulle mani del centrale che era leggermente in ritardo, Perez. Quindi ottimo il suo attacco sulle mani del muro avversario. Pugliari in battuta sul punteggio di 12-19 per il Synergy. Salto flot, buona la ricezione di Casarini che viene chiamato in attacco. Palla difesa, rigiocata da un poco. Attacco alto, difesa di Ricoste. Ancora Casarini. Ancora una palla difesa. Buona in apertura. Un poco che non riesce a mettere giù il pallone. E attacco di Gambato che fa invasione. E regala il punto numero 13 al Fusion. Sì, assolutamente non utilizzata Gambato quest'oggi, davvero pochissimi attacchi da parte sua. In questo caso una palla anche molto attaccata, difficile da gestire. Cambio di pallone e battuta di Pugliero, che ricordiamo è il capitano del Fusion. Siamo sul 19-13 per il Synergy. Palla che finisce out. Almeno questa è la chiamata dell'arbitro, una palla anche in questo caso molto dubbia. Ma ci sarebbero diversi videocheck da sprecare quest'oggi. Gambatti in battuta per il Synergy, ricordiamo giocatrice mancina. Ottima la ricezione di Favaro, alzata in apertura per un poco. Palla murata, non c'è la copertura. Brutto segnale questo per il Fusion. Soprattutto mi aspettavo forse un'alzata per Riccato, seppur davanti, magari con un primo tempo. Infatti viene chiamata proprio anche da parte di Chieco, viene richiamata la sua alzatrice su questa distribuzione appena effettuata nell'azione precedente. Ancora Gambatti in battuta, eccezione staccata di Covecia. Alzata in posto 4, posizione che viene murata, rigiocata ancora, questa volta centrale, punto. Sono molto d'accordo con te sulla questione Pinarello, sta distribuendo peggio, in questo caso le palle anche quelle scontate bisogna giocarle con questi centrali che sono nettamente superiori agli avversari. Forza anche di questo team rispetto a quello che può essere appunto per il Synergy. Quindi non un caso, soprattutto io sfrutterei molto Riccato quando è davanti, davvero forzando il gioco su di lei. Un poco in battuta, ricezione staccata, alzata del centrale, Casarin con una splendida diagonale stretta. Bravissima, bravissima, assolutamente un'altra giocatrice rispetto al primo set. Questo mi fa un po' capire anche le intenzioni dei non cambi che non ha effettuato appunto coach Minotto nel primo parziale.
battuta per Casarin. Verso Coveccia e ace da parte di Casarin. 23-14, veramente è completamente stravolta la situazione del set precedente. Sì, si sono anche raggruppate le ragazze della Fusion per un po' parlare tra sé e sé, appunto in questo momento davvero un po' di difficoltà, tanta difficoltà soprattutto in ricezione. E qui buona ricezione e subito cambio palla di Riccato, che in questo momento non ha ancora sbagliato un attacco. No, assolutamente viaggia su percentuali altissime, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza. Non si trova davanti il muro, magari quello più alto, quello che potrebbe essere da parte di Casarin. C'è sempre Bellini davanti a lei che sta trovando difficoltà a fermarla. 15° punto per il Fusion. Baldizzoli dai 9 metri, una battuta sbagliata di quasi 3 metri, quindi set point per il Fusion. Che va in battuta con Perez. Baldizzone ricezione sui 3 metri. E ancora Riccato ad attaccare una palla che da qui sembrava dentro, invece viene chiamata fuori. Quindi secondo set vinto dal Synergy. Si torna sull'1-1. A questo punto, Giulia, siamo curiosi di vedere quale sarà l'inerzia del terzo parziale. Assolutamente, assolutamente, soprattutto si è affidata ancora una volta Pinarello alla sua centrale anche su un bugger, ovviamente le è andata male questa volta, penso sia il suo primo errore in attacco, davvero ottime le sue percentuali, ottimo il suo contributo e davvero chissà l'inerzia del terzo set da che parte penderà. A questo punto ci aspettiamo di tutto, ci vediamo fra pochi minuti.
Tutto pronto per il terzo parziale. Non mi sembra di vedere nessun cambio nei due sestetti. Siamo molto curiosi di vedere cosa succederà adesso. Sì, sicuramente qualche reazione che dovrà esserci da parte della Fusion. Brutto il suo secondo set, soprattutto nel fondamentale della ricezione. Covecia ha faticato tanto. Vedremo anche come partirà appunto stesso Synergy. Battuta di Pinarello su Marcone abbastanza facile. Apertura verso Gambato. Palla difesa facilmente da Foltran. Attacco di Impoco, Murato. Buona la copertura di Baldizione. Ancora un po' che non riesce a rigiocarla. Primo punto per il Synergy. C'è questo primo punto da parte del Synergy con questo muro su una palla molto incidente a rete, quella che era stata l'alzata di ricostruzione da parte della Fusion. E ora può andare subito alla battuta anche Bellini. Parte Bellini, battuta verso Covecia, stavolta buona ricezione, attacco out di Pugliero e secondo punto per il Synergy. C'è stata invece una differenza, vediamo che Chieco ha invertito le bande e quindi Baldizione è diventata S1 e Covecia S2. Esatto, poi c'è stato anche un gioco con un primo tempo molto basso per la C2 per Pugliero, che ha provato un'intrarotazione con una torsione, pallone che però è terminato out. Ancora Bellini, forza la battuta fuori di poco e primo punto per il Vegan Fugio Team Volley. In battuta va quindi Baldizione, che come detto ha sostituito Covecia come prima banda. Salto spin, ricezione ottima di Bellini e attacco di Gambato. Murata. Sì, un colpo molto dritto per dritto, questo qua di Gambato trova bene il muro da parte di Pugliero, ottimo il suo piano di rimbalzo invadente. Gambato già chiamata a 2 attacchi rispetto agli altri 2 set dove aveva attaccato veramente pochissimo, probabilmente Minotto vuole mettere in partita anche il suo opposto. Sì, forse anche perché appunto siamo nella parte iniziale del set, tanto ancora un erroraccio questo qui, anche nella parte finale del set, del secondo set, aveva proprio sbagliato Baldizione. Perez, Eleonora in battuta. Salto flot verso Favaro e attacco di prima intenzione di Perez, sbagliato ma comunque punto. Sì, Perez ha davvero un ottimo salto flot, era stata lei che aveva creato tanta difficoltà nel set precedente, proprio a Covecia, ancora una volta indirizzata comunque nel conflitto 6-5 la sua battuta. Ancora Perez, ancora ricezione sbagliata di Favaro. Attacco alla seconda linea di Baldizione con muro addirittura 3. Rigiocata di Di Costa in seconda linea per Bellini. Difesa di Favaro, alzata per un poco. Ottima ancora la difesa, rigiocata di Casarin che prova una diagonale stretta e sbaglia. Sì, delle volte non riesce proprio a fasciare bene questo pallone. Casarin si arrabbia tanto con se stessa, pallone che termina out. Pugliari in battuta per il Fusion. Palla corta e bel ace da parte di Pugliero. Molto buono questo servizio, un servizio che passa vicinissimo al net e poi subito cala ai danni della ricezione di Bellini. Ancora Pugliari in battuta. Ricezione questa volta di Bellini sui 3 metri, alzata ancora per Casarin, ancora abbastanza dritta per dritto, difesa da Pugliero e ottimo attacco di Covecia. Brava Covecia, brava, ha accelerato su un'alzata molto corta, quella da parte di Pinarello in bagger, molto bene appunto la sua accelerazione per andare a prendere questo pallone, poi ha giocato contro le mani del muro, leggermente staccato da rete. Casarin, come nel primo set, ha ricominciato a tirare quasi sempre in posto 6, mentre il set precedente tirando in parallela aveva ottenuto migliori risultati. Vediamo se adesso cambia la traiettoria. Ancora Pugliari in battuta.
verso proprio Casarin, ricezione staccata, alzata per Casarin e questa volta un'ottima diagonale stretta. Bravissima, passa pulita fuori dal muro, un'ottima traiettoria sulla diagonale. Tecnicamente comunque sempre dei begli attacchi con un braccio molto steso, prende la palla abbastanza alta, ogni tanto come dici non riesce a fasciarla Una giovane molto interessante a mio avviso lei, magari è ancora un pochino, come si suol dire, grezza, però insomma è tanto giovane. alzata di gambato, muro da parte di Perez, palla salvata, ancora attacco di Perez, ancora palla difesa e questa volta brutto errore da parte di Di Coste. Sì, soprattutto perché si doveva inserire. Qua c'è una decisione arbitrale Abbastanza diciamo dubbia, perché hanno fischiato una doppia in primo tocco in difesa, che è una cosa che di solito si vede raramente. Sì, penso soprattutto il fallo, forse ha fischiato un fallo di doppia di due persone diverse che hanno toccato il pallone in contemporanea praticamente. Nastro da parte di Impoco, alzata di Marcon per Casarin, buono l'attacco in diagonale, Pinarello che fa subito una palla in fast, difesa questa volta da Gambato e Bellini la seconda linea, ancora Pinarello, palla per Coveccia, bell'attacco in lungolinea, toccato, punto però per il Vega Fusion. Brava Coveccia, ha cambiato la sua traiettoria d'attacco, non va più sulla diagonale, ha scelto la parallela, ha trovato le mani del muro avversario, quelle di Coste. Ancora un poco in battuta. Sembra forse il set al momento più combattuto sicuramente dei tre fin dall'inizio. Sì, non c'è ancora stato un parziale, cosa che invece negli altri due si è verificata già dai primi punti. Ancora una battuta che scende molto, alzata in bugger per Casarin che prova a giocare la palla, toccata dal muro. Ancora una fast, questa volta adatta bene, ricatto una palla non perfetta e punto numero 8 per il Vega. Adesso ha invertito anche Minotto la rotazione in modo tale che si trova davanti il muro quello più alto, proprio Riccato ha davanti il muro di Casarin e non più quello di Bellini. Comunque è riuscita sempre a passare fino a questo momento. Tempo da parte di Minotto che vuole subito dare qualche indicazione alle sue ragazze. Come dicevi tu, un set più combattuto, in questo caso entrambe le squadre sembrano un po' aver paura di spingere. Sì, forse qualche sicurezza che ancora manca, anche perché quando entrambe le formazioni iniziano con due set che vai a vincere sia da una parte che dall'altra in maniera così netta, sicuramente non è facile prendere il ritmo della partita, prendere le proprie sicurezze, le proprie certezze. Vedremo appunto se in questo set sicuramente il livello è più equilibrato quantomeno rispetto agli altri due parziali. Ancora un po' combattuta. Il punteggio è sull'8-5 per il Vegan Fusion Team Volley. Ricordiamo il punteggio è di un set pari. Ricezione di Bellini, palla alzata ancora per Casarin che fa un attacco in zona 6, questa volta non difeso da Baldizzone. Sì, in questo caso Baldizzone, brutto errore in difesa, c'era perfettamente su questo pallone per andare appunto andare poi a tener vivo questa palla al centro del campo per il contrattacco di Fusion, cosa che non è avvenuta. Casarin in battuta, che finisce out, cambio palla per il Fusion, 9-6 il punteggio. Adesso Coveccia in battuta per il Fusion Team Volley. Salto float verso Bellini, buona la ricezione, proprio Bellini chiamata a attaccare, una palla che viene difesa da Foltran, rigiocata e Baldizione che fa un buon attacco, toccato questa volta dal muro. Ancora Bellini, una palla però molto difficile da attaccare, punto per il numero 10 per il Fusion. Sì, se ne va ad attaccare senza rincorsa praticamente Bellini, trova benissimo il posizionamento da parte di Pinarello in coppia con Riccato. Ancora Coveccia in battuta.
ricezione staccata di Casarin, attacco proprio di Casarin da seconda linea che fa un pallonetto che finisce direttamente in rete. E questo brutto errore da parte sua prende un po' le distanze, così Fusion punteggio di 11-6, 5 lunghezze su Synergy. Minotto continua a dare indicazioni al suo palleggio, non del tutto soddisfatto per le scelte. Ancora Covici in battuta, ricezione di Bellini questa volta molto buona, attacco di Perez però ben marcata, invasione però da parte di Baldizzone e punto numero 7 per il Synergy che fa un cambio palla e esce finalmente da questa P4 che l'aveva messa in grande difficoltà. Sì, soprattutto peccato per questa invasione perché c'era il muro a 2, c'era un eventuale contrattacco anche da fare da parte di Fusion, tutto vanificato. Perez in battuta, una brutta battuta che finisce direttamente in rete. Si è fatto scendere molto il braccio. Ricatto dai 9 metri per Fusion. Battuta salto flot verso zona 6, ricezione molto difficile da parte di Casarin, palla che può essere solo appoggiata dall'altro campo. Pinarello, un primo tempo ottimo da parte di Pugliero. Davvero ottimo, 1-2, un primo tempo vero giocato alle spalle dell'alzatrice, benissimo questo attacco. Forse un pochino troppo poco sfruttata Pugliero. Sono 2 palloni in campo. Concordo con te, abbiamo visto alla fine che ogni volta che Pinarello riesce a coinvolgere i suoi centrali avranno veramente delle percentuali di efficienza altissime. Sì, è anche vero che è difficile appunto con una ricezione quando si stacca tanto, soprattutto giocare con il C2, ovvero il centrale lontano dal palleggiatore che gioca più i giochi avanti. In questo caso una bella fast da parte di Perez, punto numero 8 per il Synergy. C'era stato un buon muro da parte di Fusion, forse una nota di demerito per quanto riguarda la difesa. Di Costa in battuta, torna quindi l'attacco a 3 per il Synergy. Battuta verso Baldizzone che poi va a attaccare una palla non toccata molto fuori. Diversi errori in questo frangente per quanto riguarda Fusion, ha provato Baldizzone a prendere le mani alte del muro, non c'è riuscita, pallone che termina out, si riavvicina, recupera un break Synergy. Ancora Di Costa in battuta verso Coveccia, buona la ricezione, attacco palla bassa ma Pugliero risolve dal centro. Brava nella gestione di questo pallone, sfrutta la profondità del campo della Synergy, davvero ottimo ancora una volta l'attacco da parte di Pugliero. Su una palla non facile perché essendo comunque molto bassa ha dovuto accelerare molto il colpo, sta sì, molto brava. Soprattutto nella gestione molto brava. Pinarello in battuta adesso per il Fusion verso Casarin, ottima la ricezione, alzata sul centrale, murata, buona la copertura. Casarin che poteva anche provare a attaccare questa palla da seconda linea, ancora Pugliero, bella difesa di Marcon, ancora un attacco per il Fusion, ancora Pugliero e questa volta punto numero 15. Adesso si sta divertendo Pinarello, davvero non un caso che sta giocando molto con le sue centrali, in questo caso con Pugliero, seppur non è andata a terra la prima, seconda free ball ancora una volta per lei e questa volta premia la scelta della sua alzatrice. Ancora Pinarello in battuta, buona la ricezione di Casarin, pallonetto di Perez ben difeso e ancora attacco di Pugliero, questa volta palla che finisce fuori, cambio palla per il Synergy. Sì, peccato perché Pugliero aveva fatto un ottimo, era stata molto brava nella fase del contrattacco di riproporsi con un passo di rincorsa, poi spalle troppo girate verso zona 5, pallone quindi che termina out. Bellini in battuta e quindi Casarin che torna davanti per il Synergy. Battuta verso Baldizzone, ricezione un po' spostata, palla per un poco
muro non composto, cambio palla per il Fusion. Bene questo attacco, braccia che si aprono per quanto riguarda il muro di Synergy, passa così l'attacco dell'opposta di Fusion. Ancora Baldizzone in battuta, salto spin, battuta questa volta che finisce direttamente in rete, punto numero 11 per il Synergy che tenta di recuperare. Va in battuta Perez, Eleonora che ha già fatto 2 break durante questa partita, vediamo se riuscirà a riavvicinare il Synergy. Ottima battuta, ace, punto numero 12. In questo caso non passa per prendere il centro Pugliero, quindi dà un pochino di fastidio alla ricezione. Ancora Perez, ricezione ottima questa volta di Favaro, alzata in apertura per Mpoco, bell'attacco da parte di Mpoco. Bravissima in questa apertura Pinarello, lascia muro contro uno la sua opposta che va a nozze con questo attacco in zona 6-5. Pugliere in battuta, rientra quindi Riccato in campo per il Fusion sul punteggio di 17-12. Ricezione di Bellini, fa attaccare Casarin che chiude troppo il colpo e sbaglia. Si è fatto scendere tanto questo pallone. Giustamente Minotto le suggerisce di anticipare il colpo. Chiede poi al suo secondo se ha ancora un time out. Sì, Michele ne ha ancora uno, decide però di non chiamarlo in questo momento. Battuta di nuovo di Pugliero, ricezione staccata di Bellini, di nuovo una palla difficile da attaccare per Casarin. Murata, buona la copertura, ancora Casarin senza rincorsa, palla difesa male da Baldizzone, Covecia piazza di là, ancora Casarin e questa volta punto numero 13. Hanno completamente smesso di attaccare in parallela comunque le giocatrici del Synergy. Diciamo che è stata anche poco utilizzata, mi ricordo pochi colpi anche nel secondo set. Comunque anche proprio la stessa Casarin, la traiettoria della diagonale le piace molto e ancora si trova con le mani troppo staccate da rete proprio la centrale Riccato. Battuta di Cambato, buona la ricezione di Favaro, apertura per un poco, punto, e c'era anche un'invasione da parte del Synergy. Molto bene Pinarello, mi piace davvero tanto il fatto che tiene completamente sempre le spalle verso la zona 4, è una gestione solo di polsi la sua quando gioca in zona 2 con le aperture. Ci riesce, devo dire, a nascondere fino all'ultimo dove vuole alzare. Ancora un poco, buona la ricezione di Casarin che va ad attaccare una splendida diagonale stretta. Molto bene, sicuramente il terminale d'attacco sul quale si sta basando molto di Coste è Casarin. Ovviamente fa fatica perché è un po' troppo tutto concentrato su di lei, abbiamo detto anche in avvio di match le grandi assenze che mancano proprio a Synergy. Proprio Casarin in battuta, ricezione buona di Baldizzone, apertura per Covecia, splendido attacco, punto numero 20 per il Fusion. Bravissima Covecia. Cerca la profondità, la trova in zona 5 del campo Synergy. P3 per il Synergy, dove è stato effettuato il parziale da parte di Fusion durante questo set. Chiama subito timeout coach Minotto, vediamo se riuscirà a invertire la tendenza di questo set che sembra tutta appannaggio del Fusion. Sì, esatto, ci troviamo sul punteggio di 20-14 in favore proprio di Fusion. Vuole parlare con le sue ragazze Minotto. 3 set dobbiamo dire molto simili, c'è sempre una squadra che scappa via, non c'è mai un punto a punto fino alla fine in questo momento, quindi abbastanza facile per la squadra in vantaggio poi chiudere il parziale. Chieco tiene un po' di più le sue, che adesso rientrano in campo. Ancora Covecia in battuta,
Palla lasciata sfilare ma che finisce dentro per il 21esimo punto per il Fusion. Zona di conflitto tra il libero Marcon e Casarin. Ace effettuato da parte di Coveccia. Ancora Coveccia in battuta verso Marcon, palla molto staccata, gambato alla seconda linea, muro e palla out, quindi cambio palla per il Synergy. C'era un cambio che non viene poi effettuato, quindi va in battuta regolarmente Perez. Ancora qualche chance per il Synergy per riprendere il parziale. Battuta verso Coveccia, ricezione bassa e buona copertura da parte del centrale del Synergy. Sì, mi sembrava seppur una ricezione molto tesa, che comunque Pinarello riuscisse ad andare a palleggiare anche in 4 questo pallone. Sceglie di mandare di là, molto attenta alla centrale avversaria. Sì, anche secondo me era una palla giocabile. Subito time out da parte di Chieco, non vuole far riavvicinare la squadra avversaria. Entrambi gli allenatori comunque sempre molto calmi nelle loro indicazioni, cercano di tenere tranquille le squadre. Sì, è una cosa che mi ha sorpreso molto, perché magari soprattutto nel giovanile vediamo invece allenatori, come si può dire, agguerriti quando qualcosa non funziona. Invece vedo grande tranquillità da parte di entrambi alle proprie ragazze. Ancora Perez in battuta, 21-16 per il Fusion in questo terzo parziale. Battuta verso Coveccia, ottima la ricezione, palla su Riccato, ennesimo punto del centrale del Fusion. Ottimo questo primo tempo. Per adesso davvero entrambe le centrali un'ottima prestazione. Pugliero è venuta fuori magari più in questo set, anche perché le alzate ne ha avute di più a disposizione in questo parziale rispetto ai set precedenti. Riccato invece una conferma. Proprio Riccato in battuta, palla che scende molto, salva Casarin, muro da parte del Fusion, punto numero 23. Anche in questo caso, come in quella precedente, una palla che forse poteva essere palleggiata però. Sì, forse leggermente più incidente a rete, più veloce rispetto a quella di Pinarello, però mi trovi assolutamente d'accordo. Ancora Riccato in battuta. Buona questa volta la ricezione, si gioca una fast per Perez che trova l'angolo in zona 1, cambio palla per il Synergy. Demerito per quanto riguarda invece la difesa su questa fast, non tirata per niente a tutto braccio, abbastanza appoggiata nell'altro campo. Sceglie Perez la parte profonda. Diciamo che l'opposto del Fusion non si sta distinguendo molto in difesa. La difesa. Di Costa in battuta, ricezione di Favaro e palla che viene toccata dal muro. Grosse proteste del Synergy per un fallo di doppia in alzata. Sì, per un fallo non chiamato. Ti dirò, in Serie A alcune volte se ne vede anche molto peggio di doppie. Sì, mi sembra chiara che l'indicazione agli ufficiali di gara sia quella di lasciare giocare il più possibile sul secondo tocco. Attacco di Gambato, difesa di Foltran, seconda linea di Coveccia che non passa, cambio palla per il Synergy. C'era stato un ottimo schema questo qua chiamato da parte di Pinarello, primo tempo gioco in sovrapposto in zona 6, e c'è anche un cambio per quanto riguarda proprio la parte di Synergy. Entra Mollica Micaela in battuta al posto di Bellini, probabilmente per cercare di fare una battuta più ficcante. Battuta però sul libero, buona la ricezione, alzata per Balduzzone che viene murata da Casarin. Ottimo muro, ben composte Perez con Casarin, viene restituito questo pallone gran velocità proprio a Baldizzone che ha tirato un po' dritto per dritto. Ancora Mollica in battuta.
Ancora una buona ricezione di Favaro, primo tempo di Pugliero e ancora punto, si chiude il set quindi sul 25-19 per il Vega, un set più combattuto comunque dei due precedenti, un Fusion che è tornato a giocare molto coi centrali perché la ricezione ha funzionato meglio, Synergy invece che è ricaduta un po' negli errori del primo set, soprattutto per quanto riguarda le traiettorie d'attacco e la ricezione. Assolutamente, mi trovi d'accordo, benissimo le centrali per quanto riguarda la Fusion, sia Pugliero che anche Riccato ottime le loro percentuali. Che cosa aspettarci da questo quarto set? Diciamo un po' l'ultima chiamata per quanto riguarda Synergy se vuole riaprire la partita e portarla fino al quinto parziale. A fra pochissimo. Pronti per iniziare il quarto set del Pallaveronese di Chioggia. Vediamo se il Synergy, che parte come nel secondo con Bellini in battuta, riuscirà a mettere già in difficoltà dall'inizio la ricezione del Fusion. Sì, ancora una volta Baldizione preferita Coveccia come S1. E stessa formazione, come hai detto tu, anche per Synergy. Battuta proprio verso zona 1, Baldizione che questa volta riesce a salvare bene. Attacco da posto 4 di in poco, una palla non toccata che finisce fuori. Sì, molto staccata questa palla di Pinarello per la sua opposta in zona 4. Ancora Bellini in battuta. Ancora verso zona 1, buona la ricezione di Baldizione, alzata ancora per un poco, questa volta difesa da Marcon, Di Costa che non riesce
a palleggiare. Attacco di Pugliero e punto numero 1 per il Vega Fusion Team Volley. Ancora un punto per Pugliero con questo primo tempo. Appena può Pinarello gioca con le sue centrali e fa bene, perché davvero sta trovando tantissimi buoni punti già anche in questo quarto set. Baldizzone in battuta con la sua battuta salto spin. Forte verso zona 6, ricezione di Marcon, alzata per Gambato che attacca lungo. Ancora un attacco dell'opposto, non poco, muro non composto di Casarin. No, Casarin non ha né preso né lasciato la parallela all'opposta, che ha sfruttato benissimo in questo caso questo non buon posizionamento del muro avversario. Ancora Baldizzone, 2-1 per il Vega Fusion Team Volley. Ancora verso Marcon, ottima la ricezione, apertura per Casarin, buona la difesa di Baldizzone, rigiocata, una palla staccata da Coveccia che piazza nel campo avversario, con Di Coste che fa una bella alzata per Casarin, punto in lungolinea. Al limite Di Coste, non ho visto se è stato completamente oltrepassato, se ha completamente oltrepassato il piede, la linea, o se anche un pizzico è stato appunto nel proprio campo. Perez in battuta, una palla che finisce fuori però, 3-2 per il Fusion. Abbiamo visto di nuovo come nel secondo set una Casarin che i primi due attacchi ha provato a farli in parallela, sì, e che sono decisamente più efficaci in questa situazione. Pugliari in battuta, salto flot, palla che esce, 3-3. tanti errori al servizio in questo avvio di quarto set. Rientra Favaro per la ricezione per il Fusion, va in battuta Gambato, quindi attacco a 2 per il Synergy. Buona la battuta verso Coveccia che riceve staccato e va poi ad attaccare una palla un po' corta. Il muro non riesce a controllare, punto per il Fusion. Brava Coveccia, sicuramente un altro giocatore rispetto a quello che è stato soprattutto il secondo set, dove davvero in ricezione è entrata in grande difficoltà. Ora in attacco sta passando, anche nei set precedenti, con grande determinazione. Zoe in poco alla battuta, palla che tocca il nastro, Casarini in qualche modo salva, viene chiamata poi ad attaccare una palla molto difficile. Ancora Casarini senza rincorsa, una palla che cade nel campo avversario. Questo grave errore, davvero una piazzata, Casarin era sotto il pallone senza rincorsa. Ecco, la cosa che vedo sono i pochissimi pallonetti che vengono fatti soprattutto su alzate buone, non solo su alzate non perfette. Casarini in battuta, una palla che finisce dentro, quindi ace per Casarin, 5-4 per il Synergy, errata valutazione da parte di Baldizzone. Anche questo parziale sembra iniziare su tanto equilibrio per entrambe le formazioni. Una ricezione quasi a 4 quella di Fusion, adesso schierata da parte di Chieco. Questa volta finisce veramente fuori la battuta di Casarin, 5 pari, per un parziale di sicuro combattuto almeno all'inizio. Vediamo la routine di Coveccia per avvicinarsi ai 9 metri per la battuta. Battuta di Coveccia, palla che torna nel campo del Fusion. Primo tempo di Riccato, bel pallonetto. Punto numero 6 per il Fusion. Se si poteva fare qualcosina di più da parte della difesa, in questo caso si trovava molto sotto Riccato a questo pallone con un appoggio abbastanza staccato dal net. Ancora Coveccia in battuta, palla verso Marcon, buona la ricezione, salvataggio di Coste, brutto attacco di Perez. Che brutto errore, non ci stava appunto riandare a rimettere di là il pallone con un'alzata non buona da parte di Coste. Ancora Coveccia, questa volta la battuta finisce in rete, punto numero 6 per il Synergy.
E adesso Perez in battuta, sempre molto efficace nei set precedenti. Perez verso Coveccia, bello il muro a una mano di Pinarello, punto per il Fusion. Muscle block da parte della palleggiatrice, appunto su una ricezione. Si era tramutato ormai uno slash per Fusion. Riccato in battuta, palla che scende, punto numero 9 per il Fusion. Bella palla da parte di Riccato in battuta, davvero scende subito dopo la metà campo. Ancora Riccato, questa volta palla che finisce quasi sotto il nastro. È quasi paste. Quasi paste. Guarda, giusto ieri ho assistito a una giocata di paste dal servizio, che sono doppie, se le fai in diretta TV devi portare dopo vassoio. Anche i telecronisti. Salvata di Pinarello e attacco in primo tempo di Pugliero, che avrà il 90% in attacco in questa partita. Che buonissima la sua prestazione quest'oggi, ma non solo in attacco, ecco, diversamente magari da Riccato, lei si fa sentire anche molto bene a muro. Concordo, sinceramente due ottimi centrali. Pinarello in battuta, salto flot, Casarin, ricezione un po' staccata, attacco di Gambato, difeso, ancora Casarin da seconda linea, un bel attacco, Pinarello non riesce a contenere, punto numero 8 per il Synergy. Pipe giocata da zona 6 proprio per Casarin, innescata dalla sua palleggiatrice di Coste. Colpo in intrarotazione per lei, non c'è la difesa da parte di Pinarello. Bellini in battuta, sezione di Favaro sui 3 metri, alzata per Baldizzone, buona la difesa di Coste, rigiocata di Casarin che piazza verso zona 6, buono l'attacco di Impocco, questa volta contenuto dal muro, ancora attacco per Casarin, ancora toccato dal muro e attacco vincente di Pugliero. Davvero, guarda, se dovesse concludere qui penso che siamo tutti d'accordo sull'MVP di questa finale, davvero brava Pugliero. Come avevi detto prima, questo è stato proprio l'esempio, è riuscita a contenere ben 2 volte l'attacco di Casarin e poi riproporsi molto bene per l'attacco, quindi sta facendo entrambe le fasi, non solo l'attacco. Ed è credibile sempre, fa bene ad utilizzarla la sua palleggiatrice. Bella ricezione, attacco di Casarin, toccato dal muro, punto per il Synergy. C'è un tocco del muro da parte di Casarin, pallone che poi termina nella parte profonda del campo del Fusion, non arriva il tocco da parte del libero. Perez in battuta, punteggio di 11-9 per il Fusion. Ricezione di Favaro, primo tempo ancora di Pugliero e punto numero 12. Bella partita, brava soprattutto perché alterna i colpi sia in zona 5 sia in zona 1. Sì, come dicevi tu, sempre molto credibile, un'ottima capacità in transizione di riproporsi per gli attacchi. Va adesso dai 9 metri Pugliero, battuta su Casarin, alzata proprio per Casarin che viene questa volta murata da Riccato. E questa volta fa voce grossa anche sotto rete, anche Riccato a muro, non l'avevamo vista troppo, molto bene, invece adesso il suo piano di rimbalzo invadente a fermare la traiettoria che era stata scelta proprio da Casarin da zona 4. E c'è il time out anche da parte di Minotto perché non vuole far fuggire via proprio la Fusion sul parziale di 13-9. Parziale che comunque ha ancora tutto da giocare. Assolutamente sì. Diciamo che
vedendo da qua la partita si vede proprio come intanto Casarin stia attaccando una quantità di palloni molto difficile da gestire, ma stiamo continuando a attaccare sempre verso zona 6 dove sono questi due centrali, Riccato e Pugliero, molto presenti, e a sfruttare poco una parallela che invece abbiamo visto essere comunque efficace. Sì, e soprattutto anche a non utilizzare mai il pallonetto, magari non solo dietro al muro, anche quello incrociato, perché ricordiamo che il pallonetto non serve solo a far punto, ma magari a mettere anche per terra un giocatore o il palleggiatore o la zona 4 e poi anche facilitare la lettura del muro sulla contrattacco della squadra avversaria. Mi trovi completamente d'accordo, devo dirti che in tutti questi anni di femminile ho visto che il pallonetto è un colpo veramente molto poco utilizzato. Appena c'è la palla buona si cerca sempre di tirare. Brutto errore in ricezione da parte di Marcon, che lascia cadere una palla non così complicata. Sì, un indirizzo della battuta verso Bellini, si sposta all'ultimo secondo, forse l'aveva valutata out. Ancora Pugliari in battuta, 14-9 per il Fusion. Ricezione molto buona di Casarin, palla per incomprensione tra Di Coste e Perez, alzata per un poco e palla che cade dopo il tocco di Casarin a muro. Qua c'è qualche indicazione da parte di Chieco, molto probabilmente da dove è partita un poco per la sua rincorsa. Sì, sembrava anche un po' bassa la palla di Pinarello in questo caso. Sì, soprattutto perché l'opposta aveva appoggiato un pallone neppur troppo alto e le era stata comunque servita una super, quindi aveva avuto poco tempo anche per la fase di rincorsa. Ancora Pugliari in battuta, ace su Bellini, 16-9, tentativo di fuga da parte del Fusion. Sì, 7 punti di vantaggio in questo quarto set. Penso davvero gli ultimi punti in cui può far qualcosa Synergy se non vuole far andare via questo set. Di nuovo il cambio come nel set precedente, entra Mollica per Bellini, questa volta anche per la fase di ricezione. Vediamo. Ancora Pugliero, buona la ricezione proprio di Mollica. Casarin, murata da Riccato. Ancora Casarin. E questa volta un tocco di seconda obiettivamente un po' troppo a Comgi. Sì, è ancora molto alta Riccato, ci parla su infatti anche Chieco. È troppo staccata da rete il suo piano di rimbalzo e fa fatica ovviamente poi a mettere le mani invadenti. Alzata per Riccato, difesa ma non riesce a contenere Di Coste. Punto numero 17 per il Fusion. E dà subito fiducia Pinarello dopo l'errore a muro, fa subito attaccare questo buon primo tempo. L'opposto un poco in battuta. Siamo sul 17-10, veramente ultime occasioni per il Synergy per rientrare in partita. Ricezione di Mollica, alzata in bagger per Casarin, che fa una palla un po' staccata, baldizione da seconda linea. Punto numero 18 per il Fusion, che in questo momento sta esprimendo veramente un'ottima pallavolo. Sì, brava baldizione, trova un bell'angolo, brava Pinarello in questo gioco di pipe, non riesce a spingere questo pallone, doveva percorrere quasi 10 metri, che si trovava con un appoggio molto fuori, quindi anche dal campo. E ci vuol parlare ancora su Minotto, e fa bene perché insomma sono 8 le lunghezze tra le due formazioni. Sì, deve cercare di trovare una soluzione a questo cambio palla che, a parte il secondo set, non ha proprio funzionato. Fusion che quando riesce invece a battere come sa poi ha un muro veramente con tanti centimetri, tocca quasi tutti i palloni e quindi poi è abbastanza facile la difesa e il contrattacco. Sì, sono tutte giocatrici che comunque saltano tanto, un poco le centrali, insomma sono muri importanti che si trovano di fronte e soprattutto c'è un grandissimo carico sulle spalle proprio di Casarin, che praticamente è l'unico terminale d'attacco Synergy. Finiti i time out per coach Minotto, ancora un poco in battuta, si sente forte il tifo dei tifosi Fusion, una macchia rosa sulle tribune. Riprende il gioco.
Ricezione difficile di Casarin, tentativo di salvataggio di Coste. Ancora Riccato in un altro punto, 19-10. Sì, le è rimasta da Pinarello il pallone un pochino basso, brava a gestire questo pallone Riccato sia col polso che con l'avambraccio. Grande difficoltà da parte di entrambe le Perez sul muro in copertura singola sul centrale. Sì, diciamo appunto come centimetri ci sono nette differenze tra le due formazioni. Ricezione di Marcon, attacco alla seconda linea di Gambato e bruttissima difesa da parte di Baldizzone, una palla che andava assolutamente tenuta. Sì, il piano di rimbalzo che le fugge completamente via, non riesce ad alzare la spalla sinistra. Rientra Bellini in prima linea, Casarin si porta sui 9 metri per battere. C'è la classica anche ricezione a 4 schierata proprio da parte di Chieco. Si entra anche un po' con ricezione. Bella la battuta di Casarin, palla staccata, proprio un poco chiamata ad attaccare, difesa da Gambato. Coste alza per Bellini, muro a 0. Alzata per Coveccia, bel muro da parte di Perez. Sì, una copertura sulla quale si poteva fare qualcosina di più. Sono rimaste molto a guardare questo pallone tutte le giocatrici impegnate nell'andare a coprire proprio Coveccia. Una Coveccia che continua a chiudere un po' troppo i colpi su palla alta. Ancora Casarini in battuta, ottima battuta su Baldizzone, palla di là, fast di Perez, bell'attacco e punto numero 13 per il Synergy. Riesce a rosicchiare qualche punticino, Synergy recupera qualche lunghezza, anche se sono sempre 6 i punti di distacco tra le due formazioni. Chieco sembra intenzionato a chiamare time out, infatti. Sì, e così fa. Paura di un'inerzia appunto che si potrebbe andare ad invertire. Vediamo se riusciamo a cogliere anche qualche sua indicazione, penso un po' dalla gestualità delle braccia del muro, del posizionamento che non ha avuto corretto Baldizzone con quel bugger che le è fuggito via in tribuna. Sì, si sta concentrando anche sul posizionamento a muro delle sue giocatrici, in effetti una fast che è passata verso zona 6 abbastanza facilmente. Ancora Casarini in battuta, 19-13 per il Fusion Team Volley. Penso su ricezione perfetta che sia abbastanza scontato dove andrà questo pallone, soprattutto perché si trova Riccato di fronte Bellini. Vediamo Casarin, ottima, veramente un'ottima battuta, non c'è l'aiuto di un poco, punto numero 14 per il Synergy. Sì, ecco, in questo caso si aspetta sempre che ci sia il palleggiatore, ma ovviamente il palleggiatore doveva percorrere più di 10 metri di campo e ci voleva assolutamente un aiuto da parte dell'opposta. Ancora Casarin, autrice finora veramente di un ottimo break in battuta. Palla che tocca il nastro, ricezione di Baldizzone, palla come previsto per Riccato e punto per il Fusion Team Volley. Intrarotazione ancora una volta per lei su una ricezione staccata, bene l'alzata da parte di Pinarello che innesca la sua centrale. Si sblocca così da una P4 un po' difficoltosa Fusion e porta in battuta Coveccia. Anche in questo caso il posto 1 di Synergy poteva forse fare qualcosina di più in fase di difesa. Sì, non era il classico attacco di grande potenza questo qua da parte di Riccato. Battuta su Casarin di Coveccia, attacco di Bellini che attacca direttamente in rete, 21-14. E adesso mancheranno 4 punti, vede il 25esimo punto molto vicino Fusion, deve davvero compiere un miracolo invece Synergy a quota 14. Ancora Coveccia in battuta, ricezione di Marcon, alzata per Perez, Baldizzone che viene murata, punto numero 15 per il Synergy. È stata buona l'alzata da parte di Riccato, forse leggermente bassa, voleva velocizzare un pochino il gioco, magari non se l'aspettava invece Baldizzone che si aspettava invece un pallone un pochino più morbido, più alto. Perez in battuta, forse l'ultima chiamata per il Synergy per invertire questo set.
e quindi anche la partita. Ricezione staccata di Coveccia, attacco di Baldizzone, attacco in pipe di Casarin, una palla appoggiata in pallonetto, Riccato salva in qualche modo Perez di Coste, ancora Riccato e punto numero 22, infermabile Riccato in attacco. Brava Riccato, brava, si è riproposta subito, c'era stato già un primo tempo e un mezzo miracolo in difesa da parte di Synergy, si ripropone non davanti ma con il gioco in fast che questa volta va a segno e ci mette tutta la sua potenza, la sua consueta potenza. Riccato che poi va in battuta, siamo sul 22-15, indicazioni di Chieco per il suo palleggio. Buona ricezione di Casarino, alzata per Bellini, difesa ancora fast per Pugliero, una palla un po' staccata che gestisce in qualche modo, attacco questa volta di Perez, murato proprio da Pugliero. Molto bene, sicuramente ecco, meglio nei giochi davanti Pugliero rispetto ad esempio alla fast, e poi invece molto bene presente a muro a fermare la 7 proprio da parte di Perez. Insomma 23-15 per Fusion. Ancora Riccato in battuta, una palla che cade, punto numero 24. E c'è match point per Fusion. Casarin veramente stremata, ha attaccato più di metà dei palloni della squadra. Assolutamente, esatto. Vediamo se poi ci sono state delle statistiche magari fatte da qualche scout delle varie formazioni. Proprio Casarin in ricezione, palla per Bellini che attacca una palla toccata. Pugliero si accusa subito del tocco. 16 per il Synergy, 24 per il Vegan Fusion Team Volley. Vedremo con la ricezione perfetta se vorrà ancora una volta giocare con la sua centrale Pugliero o Pinarello. Vediamo le chiamate di Pinarello per i suoi attaccanti. Di Costa in battuta, una palla staccata di Coveccia, alzata per Baldizzone, ancora murata, rigiocata, Pugliero chiude giustamente lei la partita, 25-16. Il Vega Fusion Team Volley 2016 è campione provinciale per la stagione 2021-2022. Le ragazze giustamente festeggiano, onore comunque al Synergy che con tutte le assenze è riuscita a portare la partita al quarto set. Giulia, un primo commento? Ma io assolutamente mi sono molto divertita, ho visto tante giovani interessanti, tante giovani che ci hanno creduto fino alla fine, soprattutto anche comunque il Synergy, perché non è mai facile scendere in campo in partite così importanti senza i tuoi giocatori principali, soprattutto a questa età tendi tanto a demoralizzarti. Onore a entrambe le formazioni, onore alla Fusion per questo titolo e ricordiamolo appunto con così poca storia alle spalle, visto che esistono dal 2016. Una partita caratterizzata dal gioco dei centrali, insomma credo non ci siano dubbi su chi sia la miglior giocatrice di questa partita. Cosa dici? Io penso veramente, io non so quanti punti siano stati fatti da parte di Pugliero, ma penso assolutamente che possa essere lei l'MVP. Ora non se ne voglia, che sembra che sono troppo pro centrali, anche lo scorso anno mi ricordo di aver eletto un MVP, una centrale, però penso che la differenza quest'oggi si sia vista molto. Facciamo invece i complimenti a Coach Chieco per come cura evidentemente la preparazione dei centrali, perché in tutti questi 2 anni abbiamo visto degli ottimi attaccanti. Quello che ha caratterizzato secondo me Pugliero è anche una maggior presenza a muro. Sì, assolutamente, molto più composta, piano di rimbalzo invadente, anche tutte le transizioni, arriva sempre molto bene, quindi penso appunto che sia meritevole alla grande il suo premio MVP. Comunque una buona prestazione da parte del Synergy, come detto aveva dovuto fare fronte a delle pesanti assenze, abbiamo visto che proprio mancava un po' di gioco in banda, ha dovuto attaccare sempre Casarin. Siamo sicuri che insomma questa squadra poi nei regionali, recuperando chi manca, farà un ottimo percorso. Assolutamente, Casarin giovane di prospettiva e con le assenze così importanti ovviamente è difficile poi andarsi a scontrare con una squadra competitiva come il Fusion.
Complimenti anche alla società Volley Clodia Sottomarina che ha organizzato assieme a FIPA Venezia questa finale. Adesso ci saranno le premiazioni e tra pochissimo le interviste con i due coach. Restate con noi. Un po' di gloria anche per l'allenatore. Povero disgraziato. E invece lavoro per uno così. La sgravata in diretta. Ma comunque è con affetto, mi arrampico perché sennò mi licenzia. Eccole, pagliacci. Possiamo cominciare? Allora, siamo con coach Carlo Chieco. Lo scorso anno abbiamo fatto un'intervista appunto alla fine di un ottimo risultato con l'Under 19, ti eri imposto appunto su Jesolo. Sì. Quest'anno di nuovo 3-1, qualche difficoltà magari per quanto riguarda il secondo parziale, però poi vi siete assolutamente espressi in un gioco perfetto. Sì, allora sul gioco perfetto avrei qualcosa da dire. Avevamo preparato la partita. Come ogni allenatore. Certo, bisogna sempre trovare quello che non va, poi è giusto dare il giusto merito alle ragazze, hanno vinto, ci portiamo a casa un titolo provinciale, quindi questo è importante. Diciamo che ho passato la maggior parte dei time out a richiamare a quello che di buono stavamo facendo, perché è stata una partita emotivamente un po' complicata. Per noi è uscita subito una giocatrice di riferimento dal gioco che è Coveccia e è stato difficile riuscire a ingranare. Però insomma, secondo me vincere un primo set a 7, se non sbaglio,
certe volte è penalizzante, e in questo caso ci ha spento un po' la luce. Infatti loro hanno fatto un secondo set in cui ci hanno aggredito e noi abbiamo commesso un sacco di errori, e poi i parziali 19-16 insomma la raccontano su quelli che secondo me sono i valori in campo. Loro hanno fatto la loro partita e noi abbiamo fatto parzialmente la nostra. Esatto, riguardiamo un attimino quel secondo set, tanta difficoltà in ricezione da parte di Coveccia, forse appunto l'avevamo proprio, guarda, l'avevo sottolineato sul finale del primo set, un primo set dove avete dominato e forse appunto un'attenzione, una concentrazione che poi è svanita nel secondo set. Sì, io credo sia quello. Loro hanno sicuramente una buona battuta, li avevamo già incontrati, insomma avevamo già vinto entrambe le partite, e io credo che sia stata proprio una cosa a livello psicologico più che tecnico, detto che poi ci sono delle cose su cui dobbiamo lavorare sicuramente. Però insomma io credo che sia stato anche positivo il cambio di marcia che abbiamo avuto, messi sotto come ci hanno messo sotto loro il secondo set, riuscire a recuperare un terzo e poi chiudere un quarto set e portarci a casa il titolo. Tanti buoni spunti da parte di entrambe le tue centrali, da parte di Pugliero anche sul fondamentale del muro. Sì, allora noi sappiamo che le giocatrici di centrorete nostro sono buone giocatrici, sono giocatrici di categoria. È anni che ci stiamo lavorando, già l'anno scorso erano inserite nel gruppo di 19, giocavano già in B2, insomma io credo che il loro livello di gioco si veda che è una spanna sopra a livello generale. Sul muro abbiamo fatto, ma non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Fortunatamente ci hanno risolto alcuni problemi in attacco che abbiamo avuto, sia con i primi tempi che con la fast, e quindi sono stati sicuramente tutti e due importanti, sia Pugliero che Ricatto. Ora eravate già passati alla fase successiva, ci accedete come appunto vittoriosi per questa parte territoriale, una parte sicuramente ora dove il livello salirà, dove vuole arrivare la Fusion. Per noi il progetto è sempre lo stesso, lavoriamo per arrivare alle finali nazionali. L'anno scorso siamo stati bravi a vincere adesso alla fase interregionale e poi alle finali nazionali, e quest'anno l'obiettivo è lo stesso. Sappiamo che si alzerà un po' il livello, non tanto passivi, e sappiamo che ci sono squadre importanti, è come l'anno scorso, se vogliamo arrivare alla fine dobbiamo vincerle tutte, il principio è sempre lo stesso. In bocca al lupo allora. Grazie, per la Katy. vostra avventura. Ti ringrazio. Non so se l'ha spento, non so se è stato spento. No, è Acceso? sì. Con Coach Minotto, dopo essere battuto da parte della Fusion per 3-1, so delle vostre assenze, assenze magari importanti, però insomma ragazze che quest'oggi chi ha sostituito ha cercato in qualche modo di dare il suo 100%. Certo, non è bello parlare degli assenti, comunque non eravamo in formazione diciamo completa. Al di là di questo nulla da togliere al merito del Fusion, che comunque indubbiamente ha un potenziale superiore al nostro e un livello di gioco che è parecchio superiore al nostro in questo momento, per cui non vorrei parlare degli assenti. In ogni caso completi o non completi sarebbe stata molto dura con questa squadra, oggi hanno giocato molto bene. Ecco, vi hanno messo soprattutto molto sotto pressione anche al centro, avete avuto qualche difficoltà a fermarle? Dei centrali che sono bellissimi e bravi, cioè bellissimi nel senso da vedere, come giocatori sono bellissimi da vedere e sono difficili da fermare. Indubbiamente hanno giocato lì perché hanno visto che lì era il nostro punto debole, però sono andati veramente proprio a nozze, e diciamo che si sono meritati, hanno giocato anche dove passavano con intelligenza, senza bisogno di sfruttare neanche le bande quando potevano, per cui è andata così insomma. Esatto, avete iniziato forse un pochino contratti questo match, soprattutto il primo set, vi siete riaperti, si era aperta la partita nel secondo parziale, poi c'è stato secondo te proprio... Sì certo, siamo partiti un po' intimoriti chiaramente perché sapevamo del valore dell'avversario. Nel secondo parziale abbiamo giocato tutto per tutto, abbiamo detto l'unico modo per giocare contro una squadra così è tenergli la palla lontana da rete, quindi abbiamo forzato le battute e ci sono entrate fortunatamente e le abbiamo messe in soggezione loro, togliendogli qualche sbocco dal centro. E poi però non siamo riusciti a mantenere questa pressione in battuta e loro sono venuti fuori, insomma giustamente hanno anche fatto qualche assestamento
tattico, il caro Carlo ha fatto un bel assestamento tattico che ci ha un po' cambiato le carte in tavola e per cui hanno meritatamente portato avanti la partita. Ecco, accedete anche voi comunque alla fase successiva, adesso ecco, riuscirete a recuperare comunque i vostri giocatori, crescerà sicuramente, come ho detto anche a Chieco, il livello anche proprio delle altre squadre. Certo, è una fase regionale, è una fase difficile. Nonostante ciò, diciamo che il livello di Venezia negli ultimi anni si è dimostrato abbastanza alto, per cui diciamo che forse ci giochiamo qualche chance in regione se riusciamo a recuperare atlete, però come ben sai il signor Covid decide lui, non è che possiamo essere sicuri che fra una settimana o fra qualche giorno avremo le ragazze. In ogni caso ci proveremo, ce lo giocheremo chiunque sia, chiunque saremo, ci proveremo. Insomma, noi siamo contenti di aver raggiunto già questa finale che è stata portata a casa anche in modo a volte un po' insperato, però insomma siamo già contenti di quello che abbiamo ottenuto. Allora in bocca al lupo per il vostro proseguo. Grazie mille, grazie. Chiamiamo come primo intervento Fabio Parzi, presidente del Comitato Territoriale di Venezia. Grazie a tutti, io voglio ringraziare tutti per la partecipazione a questo evento, a questa finale di Under 18. L'anno scorso abbiamo iniziato una collaborazione con un paio di sponsor importanti, che erano ragazzi che sono ancora con noi, Peter Pan e Venezia Today. Quest'anno abbiamo fatto un contratto nuovo con un altro sponsor, la Lega Group, che ha sponsorizzato questa finale e ci darà una mano per l'attività che faremo da qua al prossimo anno e anche all'anno successivo. Sono attività che principalmente questo sforzo di questi sponsor sono per promuovere l'attività giovanile, per cui cercheremo di investire sempre di più nell'attività del volley 3, ripartendo con delle feste, cercando di riportare più ragazzi possibile in palestra. L'anno scorso a quest'anno abbiamo lavorato molto sulla promozione del nostro sport, delle nostre attività all'interno delle società, sui social, abbiamo fatto tante iniziative. L'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto un incremento di 600 tesserati e in un anno così difficile come questo post-Covid abbiamo cercato di investire il massimo per cercare di portare più ragazzi nelle nostre palestre. Per cui ringrazio oggi le due società che sono qua, stanno lavorando benissimo e questo risultato di portare queste squadre a questa bellissima finale proprio frutto di questa attività fatta ogni giorno all'interno delle palestre. Volevo ringraziare il Mori Chiesa Sottomarina per l'organizzazione di questa giornata impegnativa, molto lunga, siamo partiti stamattina alle 9 per cercare di organizzare tutto, spero sia andato tutto bene. Volevo ringraziare tutti i rappresentanti del comitato, in questo momento siamo io e Nicola, gli altri qualcuno è venuto stamattina, qualcuno è impegnato in altre attività, oggi abbiamo anche ripreso l'attività con le rappresentative, oggi abbiamo la rappresentativa maschile che si andava a San Donato. Tutto questo sforzo che cerchiamo di fare, abbiamo cercato di coinvolgere anche altre persone, Giulia Pisani è venuto con noi tutto il giorno e ha cercato di appoggiarci. La settimana prossima avremo un altro impegno importante, la finale per il primo, secondo e terzo e quarto posto dell'Under 16, avremo 3 squadre che porteremo alla fase regionale. Abbiamo coinvolto anche qua un personaggio veramente importante che farà il momento tecnico assieme ad Andrea e sarà un altro Andrea più importante di lui, se avessi tutto. Andrea Zorzi sarà con noi la settimana prossima e farà il momento tecnico, speriamo che sia in qualche anno. Insomma, ce l'abbiamo fermato ieri e sarà con noi. Grazie ancora, lascio la parola, volevo complimentarmi con le ragazze, dopo vi stringerò la mano a tutti per quello possibile, ma grazie per questa finale che avete fatto e ringrazio anche i nostri ufficiali di gara che tutti i weekend, tutti questi giorni, in questo mese, veramente tutti i giorni, non soltanto i weekend, ci seguono con tanta passione e volevo ringraziarvi per quello che
Buonasera a tutti, al pubblico e agli organizzatori di questa finale editoriale che la città di Chioggia ha avuto il privilegio di visitare. In realtà è un privilegio di conoscerlo, di ringraziamento a voi. E vi porto i saluti ovviamente di tutta l'amministrazione, in primis del sindaco Mauro Angelao. Non vi voglio rubare molto tempo per lasciare spazio alle premiazioni e ai protagonisti di questa giornata. Passiamo adesso al vero protagonista di questa giornata. Chiamo qui Nicola Micheletto, vicepresidente del Comitato Generale di Venezia e vice sindaco del Tesoro Scuola del 28 che premiano. Vi chiedo un grande applauso per le seconde classificate, il Sindaco Scuola di Venezia. Brave ragazze, è stata una grandissima finale. Siamo qui anche tutto lo staff tecnico a partire dal primo allenatore del Carinotto e consegniamo al capitano la coppa. Ricordiamo che anche il signor Civoli è classificato per la fase regionale, quindi facciamo un grande complimento alla ragazza e a tutto lo staff per il proseguo della stagione. Avevo prima ha ringraziato gli ufficiali di gara, senza i quali è stato impossibile, li chiamiamo qua, li chiamiamo anche Maurizio Montenegro, il responsabile del settore regionale del Comitato Generale di Venezia, il primo arbitro Matteo Pizzato e il secondo arbitro Luca Coscato. Diamo ancora un
In telecronaca con Giulia abbiamo detto che molte di queste ragazze meriterebbero il premio di FP, una su tutte però ci ha colpito in maniera particolare e quindi abbiamo qui il capitano del Fuso di Mondi, Alessio Pugliero, che riceve il migliore premio di quelli che fanno il 18. Complimenti Alessio. Ringraziamo